Riscoprire l'essenza del teatro attraverso la sua dimensione più artigianale è l'obiettivo del laboratorio Le emozioni dentro le maschere, che ha coinvolto alcuni studenti del liceo artistico Duni Levi di Matera nell'ambito del progetto Abitare poeticamente la città del collettivo Poesia in Azione. Stamattina è stato ricordato il lavoro di Gianni Santelli da parte dell'associazione che ne porta il nome. Attore e artista a tutto tondo, collaborò con mostri sacri del teatro, da Edoardo De Filippo a Gigi Proietti, per i quali realizzò delle maschere. Andò poi oltre i circuiti ufficiali portando i propri burattini nelle piazze di paese e nelle campagne. Si rivolgeva ai bambini vedendo l'arte come forma di riscatto sociale. Santelli collaborò anche con artisti lucani come il burattinaio di Montemurro Bruno Leone e lo scultore forenzese Ambrogio Ciranda.